Allora, una mutua in qualche modo che supporta quei cittadini nell'ambito della sanità, molto importante. Con il rinnovo della tessera di fede dei contribuenti avete attuato questa convenzione. Che altro si può dire al riguardo per sanare i problemi della nostra sanità, che quindi sono anche le liste d'attesa? Diciamo che io volevo fare un inciso su quelle che sono le problematiche della sanità. Sì. I tempi, le liste d'attesa, quindi la lungaggine delle liste d'attesa e quindi la falsa speranza che si dà al paziente, perché nella lungaggine, nella burocrazia delle liste d'attesa ci sono pazienti che magari possono aspettare, ma ce ne sono tanti altri che non possono permetterselo, quindi questo tempo, questa burocrazia purtroppo lascia dei segnali tangibili, indelebili, che a volte difficilmente si riescono a risolvere. Quindi tutto ciò che io lascio oggi in termini di salute probabilmente domani non sarà sicuramente tutto recuperabile. Vorrei concludere insistendo su un concetto. Noi parliamo tanto di salute, ma all'atto pratico dovremmo essere in grado di dare un segnale al sistema salute. La sanità è un qualcosa che va incentivato, che va stimolato e soprattutto su cui va creato un investimento importante. Se continuiamo a considerare la sanità come un costo, non avremo mai da questo investimento un frutto che si chiama salute. Questo è chiarissimo, infatti. Per quel che riguarda invece la scuola, il decreto scuola che cosa prevede? Abbiamo avuto di recente il nuovo decreto che riguarda un decreto recante le misure di straordinaria necessità per quanto concerne il personale della scuola. Il decreto naturalmente introduce novità importanti, si parla di concorso straordinario, di concorso ordinario. Questi nuovi tipi di concorso porteranno in cattedra 50.000 insegnanti, quindi si parla di 50.000 assunzioni che verranno suddivise per le varie tipologie di concorso. Per quanto in maniera molto diciamo veloce cercherò di dire in sintesi un po' cos'è la peculiarità, in cosa consiste la peculiarità dei due concorsi. Il concorso straordinario è un tipo di concorso che sarà riservato soltanto a coloro i quali hanno 3 anni di servizio svolto nella scuola, e in questi 3 anni rientra anche il servizio prestato sul sostegno. Naturalmente il periodo va dal 2008-2009, 2018-2019. Verrà valutato anche l'anno in corso per coloro i quali non hanno compiuto le 3 annualità, e quindi l'anno scolastico 2019-20, consentirà però a questi partecipanti di entrare con riserva, di partecipare al concorso con riserva. Per quanto concerne le 3 annualità, almeno un anno deve essere di servizio specifico, e la novità importante è che al concorso straordinario potranno partecipare anche coloro i quali hanno prestato servizio nella scuola paritaria, cosa che prima non era possibile. Mentre per quanto concerne c'è grande attesa proprio in questi giorni, perché si parla dell'imminente bando per quanto concerne il concorso ordinario. Il concorso ordinario, il primo ad uscire, sarà quello della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Si parla anche di prove preselettive per quanto concerne il superamento del concorso, perché le prove preselettive saranno attuate soltanto laddove si registra un maggior numero di domande in base alla disponibilità messe a bando. Quindi se il numero di domande è superiore ai 4/4, allora ci sarà naturalmente la prova preselettiva, se no ci saranno le prove tradizionali, prova orale, prova scritta e valutazione dei Quindi titoli. grande allerta per chi è del mondo del settore. C'è grande attesa in questi giorni. Ovviamente poi ci sarà anche il concorso ordinario. Volevo precisare che il concorso straordinario, il primo il concorso straordinario sarà destinato in primis ad alcune categorie di insegnanti, agli insegnanti della scuola media e alle scuole superiori, però restano esclusi, sono penalizzati gli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e naturalmente anche gli insegnanti di religione cattolica. Questo ci indurrà in qualità di federcontribuenti anche a portare una battaglia nei tribunali, perché naturalmente c'è una disparità di trattamento in quanto le altre categorie vengono escluse dallo straordinario. E poi altre novità importanti
importanti, viene introdotto nel decreto scuole il vincolo quinquennale. Che cosa significa in termini pratici? Che tutti i docenti neoassunti dal prossimo anno scolastico 2020-2021 che saranno assunti per esempio nella scuola di Milano non potranno chiedere domande di trasferimento prima dei 5 anni di effettivo servizio svolto, quindi resteranno immobilizzati nella scuola di titolarità, nella scuola di assunzione. Anche per una garanzia di continuità nei confronti dei ragazzini. Anche però diciamo, ci sono delle eccezioni laddove ci sono dei casi di esubero nazionale, naturalmente il vincolo non si applica e fa eccezione anche chi è in possesso della legge 104 del 92, nello specifico mi riferisco all'articolo 33,3 e 6, in questo caso non si applica il vincolo. Cambiano anche le regole per quanto riguarda i supplenti, gli incarichi annuali, perché si parla di conversione delle graduatorie. Le graduatorie di istituto diverranno graduatorie provinciali e verranno gestite non più dalle scuole ma dagli ambiti provinciali. Quindi ci sono nuove regole in atto. Un'altra notizia importante è che i posti di quota 100 verranno destinati poi alle assunzioni. Questo in linea di massima perché il tempo è poco, se no si potrebbe discutere tanto. Ecco, quindi vabbè, novità importanti, significative. Sì. Partita IVA, c'è qualcos'altro da aggiungere? Io credo che bisogna fare un'azione di difesa e di tutela di questa categoria che chiaramente si ritrova soltanto a competere con uno Stato vessatorio e una condizione economica non favorevole per produrre ricchezza. Quindi credo che... Con questo governo siete in trattativa in qualche modo a livello rappresentativo per quanto riguarda la tassazione, l'aspetto fiscale, perché è stato un po' rimesso, rimaneggiato un po' il tutto? No, questo ancora non c'è, però effettivamente c'è bisogno di presidiare queste norme che attualmente stanno calmierando parecchio la pressione, ma ancora di più bisogna fare per cercare di lasciare lavorare le imprese perché rifioriscano e riprendano a produrre ricchezza come effettivamente avveniva già fino a 10 anni fa, insomma, da ormai 15-20 anni non vediamo più ricchezza prodotta effettiva, ma vediamo veramente difficoltà che lascia esanimi tutti coloro che si avventurano nell'attività autonoma. Lei quando parla di partita IVA fa riferimento a professionisti? Lavoratori autonomi, imprese commerciali e quindi artigiani in particolar modo. Chiaro. Il Presidente aggiunge qualcosa a questo riguardo? I diritti dovrebbero essere comunque sulla bilancia uguali per tutti, mentre qua continuiamo a vedere che i diritti vengono promessi in periodo preelettorale e dopo chiunque comunque, il gioco è quello, no, sì te l'ho promesso ma non so quando lo potrò fare, quest'anno, l'anno prossimo, fa 10 anni, fa 100, non lo so, vedremo, però mantengo la promessa. E ancora di più, se mi posso permettere, nel momento in cui un malato, chi ha problemi di salute non può essere curato con un salasso nel momento in cui, se io sono anemico, la cura non è togliermi del sangue ancora, quindi è lo stesso, facendo un paragone con le imprese, non mi devi tassare di più, mi devi aiutare, mi devi dare delle medicine, degli integratori, mi devi dare delle vitamine perché io possa riprendermi, non mi devi togliere la sostanza, altrimenti io cado per terra. Assolutamente. Professore, deve aggiungere qualche cosa? Ma io volevo lasciare con una riflessione che riguarda questo stato di povertà, questo anello di congiunzione che ci accomuna, dalle partite IVA alla mancanza di sicurezza, alla scuola, quindi lasciare con un invito alla riscoperta di quelli che sono i valori, quelli che erano soprattutto i nostri valori, quelli con cui siamo stati cresciuti, educati, e che forse è il caso di dire la scuola può ben riportare al centro della nostra attenzione per creare delle generazioni che ad ampio spettro, in tutte le condizioni della nostra società, in tutte le condizioni del mondo lavorativo, possano dare un contenuto diverso nella speranza di un futuro migliore. Vorrei anche, professore, che desse un'idea che la gestione dei fondi per la sanità data alle regioni sarebbe ora che vengano destinati all'effettiva cura dei pazienti e non alla burocrazia della gestione della macchina che controlla i servizi. Assolutamente. Allora, io devo risalutare i nostri ospiti perché veramente hanno urgenza di andare a prendere un mezzo di locomozione per tornare a Roma, se non erro, vero? Sì. Per cui, professor Fordellone, dottor Spalletta e la professoressa Sammarro, li salutiamo, noi andiamo in pubblicità, poi ritorniamo in studio perché abbiamo argomenti molto scottanti e molto importanti di cui trattare. Pubblicità, tra poco.